L'hub vaccinale più grande del Veneto chiude i battenti e lo fa simbolicamente nel giorno in cui il patriarca celebra la Santa Messa per gli operatori sanitari. Ma è una tradizione quella che il patriarca dica messa nei luoghi significativi. Ho celebrato in carcere, ho celebrato con la carità ed era logico anche venire a dire grazie alla sanità per tutto quello che fa nell'ordinarietà e nell'eccezionalità dei loro compiti. Il Pala Expo, donato all'Ulstre in piena emergenza Covid, tornerà al legittimo proprietario, Save, da febbraio. Qui dentro praticamente si è svolta una delle battaglie più importanti, perché qui dentro si sono somministrati in un giorno anche oltre 5.000 vaccini. Complessivamente è stato somministrato 500.000 di dosi. Qui dentro sono passate migliaia di persone e questo luogo è diventato anche un luogo simbolo per la comunità veneziana, proprio per risorgere dalla malattia che, dobbiamo ricordarcelo, ha avuto dei momenti veramente tristi e anche pericolosi. Oggi i numeri sono naturalmente molto inferiori e dovendo anche fare i conti con le risorse disponibili, noi dobbiamo metterci in condizioni di non sprecare nulla. Come non abbiamo sprecato una dose qui dentro, non dobbiamo sprecare risorse. La fine dei giorni bui sembra arrivata, ma è difficile crederlo per chi ha dato tanto. Siamo alla fine, non è facile pensare alla fine. Per quanto mi riguarda, ho riflettuto in questo periodo, non riesco, faccio fatica a rimettere in ordine tutto quello che è accaduto. Abbiamo visto il Pala colmo di persone, abbiamo vissuto momenti bellissimi, momenti anche difficili, ma alla fine la squadra ci ha aiutato.